Quando so belli femmine della Sicilia hanno l'occhini pure e la peduzza sita, belli come le ciuri di primavera di la Sicilia sono la nostra bandiera, belli come le ciuri di primavera di la Sicilia sono la nostra bandiera. La la la, la 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 la. Buongiorno, ci troviamo a Favignana, la più grande e favolosa isola delle Egadi. Siamo in presenza di Giuseppe Tammaro, che scrive, canta e suona musica popolare siciliana con il suo gruppo Macuccu Sono. Buongiorno Giuseppe. Buongiorno. Ti vogliamo fare alcune domande proprio perché noi valorizziamo la Sicilia e i siciliani con Sicilia Terra d'Amuri, per cui abbiamo scelto te, che sei già un VIP emergente, molto bravo, molto conosciuto. Grazie. Quando è che hai scoperto di voler diventare cantante? Ma io non è che sono un cantante, diciamo che io canto le mie canzoni, però sono tempista, diciamo, una voce ottonata e riesco bene a cantare le canzoni siciliane scritte da me, tranne qualche canzone famosa che io poi metto un testo mio con la musica di un altro, ma sono 5-6 pezzi, gli altri sono tutti miei. Certo, l'improvvisazione ci vuole per un artista. Sono tutti un po', diciamo, con doppio senso, un po' ritmati alla jet ski, tutte un po' sambe, tarantellate, queste cose qua. E quando è che è nato, diciamo, questo gruppo, i Cuccu Sono, diciamo, con cui tu, diciamo, suoni e canti nei vari spettacoli della provincia? Allora, i Cuccu Sono sono nati qua nella mia discoteca negli anni 80, così, diciamo che suonavo con mio fratello per i turisti, così alla sera, tra una canzone e l'altra, alla fine magari uno dei componenti ha sbagliato e io ho detto mi sono alzato Macuccu Sono ed è rimasto Macuccu Sono. Ed è nata questa idea bellissima. È nato questo gruppo così, Macuccu Sono. Si è fatta di gente normale, gente che fa i pescatori, gente. Le tue canzoni cosa trasmettono, diciamo, alla Sicilia? Che messaggio dai alla Sicilia quando canti lì nel palco? Ma guarda, le mie canzoni trasmettono, io mi accorgo, la critica me la fa il pubblico, perché vedo che fortunatamente tutte le volte che faccio qualche concerto le piazze sono belle, perché è una musica piacevole, ricante, diciamo, ed è bello, sono 2 ore e mezza di spettacolo proprio bello. Sappiamo che una delle tue canzoni è stata, diciamo, Chi cavolo chi fa, mi pare che si chiama, Chi cavolo chi fa. Esatto, ha fatto la colonna sonora di un noto portale di enogastronomia trapanese, Couscous Day. Sei stato scelto, come mai hai scelto questa canzone per questa manifestazione enogastronomica di interesse? Ma questa canzone l'ho scritta in una giornata di AFA, c'era gente di Scirocco, faceva ma che cavolo che fai? E su questa parola ho scritto la canzone. Ma che cavolo che fa uscirò che sempre. È molto bella, mi piace molto. Il tuo genere musicale, diciamo, preferito qual è? A chi ti ispiri come artista, a chi ti ispiri come la tua musica? Guarda, a me piace molto un po' la musica siciliana, ma l'ho fatta con i ritmi un po' sudamericani, diciamo un po' latino, no? Latinoamericano, sì, un po' samba, salsa, rumbe, queste cose qua. Esce bene, abbiamo orecchiabili. E per adesso stai scrivendo qualche canzone? Sì, ne ho 2 o 3 nel cassetto che devo mettere fuori. Sto scrivendo un altro disco perché sono al sesto CD, sì. Bravissimo. Allora, il primo ho fatto Saluti da Favignana, La Farfalla sul mare, poi Isola Mia, che peraltro ho dato il nome anche al mio hotel, e poi Ova, mi fa ridere Ova. Bella, l'ho sentita la canzone. Ova e un'altra, adesso non mi ricordo in questo momento. Striscia Munnizza. Striscia Munnizza, non la notizia, Striscia Munnizza. Diciamo, dov'è che è possibile acquistare la tua musica? Non so, oppure la Guarda, io non distribuisci li vendo così? più, prima dai primi anni li ho venduti, adesso li regalo. Quando sono sul palco li lancio Bravo. ai turisti, li lancio a tutti, no? Diciamo, a parte la musica, cosa ti piace fare nella vita? Io mi diverto un po' a dipingere, faccio acquarelli, se inquadri anche bene magari qualche quadro tipo quelli là l'ho fatti Molto belli, veramente. Complimenti. No, ma non è che lo faccio. Sei un artista a tutti gli effetti. Mi piace
mi piace farli a tempo perso, diciamo, ecco. Ho capito. E comunque ti ringraziamo per questa piccola intervista, ci hai donato il tuo contributo per il nostro portale Sicilia Terra d'Amuri. Noi valorizziamo la Sicilia siciliana, per cui ti abbiamo scelto come uno dei grandi VIP siciliani. Che la sai, più la morte, il nostro lui, ma faceva la sigaretta mia, c'è una macchina,